Oggi sul giornale L'Arena di Verona il presidente di Confindustria Verona Riello parla di competitività necessaria del settore industriale, soprattutto in ambito energetico, senza scendere però nei particolari della situazione e della crisi energetica che abbiamo, del costo dell'energia che pesa tantissimo sull'industria, ma in generale su tutti i cittadini. E chiede al governo delle scelte coraggiose, ma anche in questo caso non spiega quali siano le scelte coraggiose. Quindi non vuole parlare della realtà dei fatti, e cioè che la crisi energetica e le difficoltà che abbiamo in materia di costi dell'energia derivano innanzitutto dalla chiusura al gas russo, dalla chiusura all'energia a basso costo che arrivava dalla Russia, o perlomeno a prezzi molto più competitivi rispetto a quelli che abbiamo adesso. E non parla del fatto che c'è una folle guerra che è stata scatenata dagli Stati Uniti e soprattutto da Israele nei confronti dell'Iran, che come abbiamo visto in questi mesi ha creato un altro gravissimo problema economico, sociale e di prezzi appunto dell'energia, e quindi non interviene e non parla di quella che è la realtà concreta, perché se parliamo di energia bisogna andare a vedere da dove viene l'energia e perché il prezzo è aumentato così tanto, non solo per l'industria, non solo per gli artigiani, ma anche per i cittadini comuni. E altrimenti si scappa dalla realtà, non si vede la realtà di fatti, non si vede la realtà di chi invece, come ad esempio l'ex presidente premier dell'Ungheria Viktor Orban, ha continuato a comprare gas dalla Russia proprio per mantenere in piedi il proprio paese, che altrimenti rischiava un default economico e rischia un default economico. E chi è all'interno di Confindustria, delle industrie, ha in mano un settore fondamentale dell'economia del nostro paese, dell'Italia, dovrebbe guardare la realtà e avere il coraggio di dire queste cose e dire al governo che dovrebbe avere il coraggio, il governo Meloni, di opporsi a queste guerre, riaprire al gas russo, riaprire alle energie che sono sempre normalmente state utilizzate dall'industria, compreso il carbone. Vedo che si parla di decarbonizzazione, parla perfino il presidente di Confindustria Verona, mi sembra una cosa alquanto assurda e ridicola, visto che sappiamo che dietro c'è tutta un'azione ideologica sulla cosiddetta, tra virgolette, decarbonizzazione. Quello sì che sarebbe coraggio, andare controcorrente su questi temi, come sull'energia nucleare e su tanti altri temi su cui bisogna discutere in modo realistico e concreto. Il governo, quello che è stato il coraggio che si chiede da una parte, in realtà non l'ha avuto e temo non lo avrà questo governo e non so il prossimo, perché ha sposato completamente la linea dell'Unione Europea, andando a chiudere il gas russo e provocando questa grave crisi energetica assieme a quella creata dalla guerra all'Iran e dai conflitti in generale in Terra Santa e Medio Oriente, che stanno danneggiando ancora una volta il nostro paese, l'Europa, le nostre città, le nostre industrie, come quelle veronesi. Purtroppo i rappresentanti anche di queste categorie non hanno il coraggio di dire le cose veramente come stanno.